Buonasera e ben ritrovati con l'informazione settimanale su atletica e podismo di Telefriuli. L'edizione 2013 della Maratonina si è chiusa con un esaltante risultato tecnico-sportivo che ha ricevuto la consacrazione anche dalle iniziative collaterali, trasformando il centro città in un paradiso per ragazzi, famiglie e amici a quattro zampe. Un mix che evidentemente piace perché una manifestazione cresce nella misura in cui la città collabora e si identifica nell'immagine mondiale che Udine ha dato e sta dando di sé. Da 2 giorni di eventi che sono culminati con la maratonina del giorno dopo è cominciata sabato, aperta dalle 31 staffette scuole medie con la vittoria in campo femminile della scuola di Paluzza. Tra i maschi successo a riso all'Educandato Uccellis che ha preceduto l'istituto comprensivo di Tavagnacco e la scuola media di Paluzza. Tra le scuole medie superiori ha vinto invece il Marinelli con le ragazze e il Malignani con i ragazzi. Una breve pausa per recuperare le forze e nel pomeriggio il cuore di Udine ha ricominciato a pulsare di tanti bambini pronti a partecipare alla mini run d'Espar e anche di molti cani di tutte le taglie e razze che hanno colorato via Mercato Vecchio e Piazza Libertà, tramutandole in un enorme zoo all'aperto. Il via ufficiale per tutte e due le corse è stato dato da Moreno Morello, affiancato dal giudice CSI Franco Pecoraro. Il dandy, inviato di Striscia la Notizia, riconfermatissimo dopo il successo che aveva ottenuto nel 2012, per l'occasione si è poi anche dimostrato eccellente intrattenitore, affiancandosi allo speaker durante le successive premiazioni. Alle 16 i 600 bambini della mini run hanno iniziato a correre sul selciato del nuovo percorso, trascinando con la loro allegria il folto pubblico assiepato a bordo strada e contenuto dalle transenne. I gruppi più numerosi sono stati il Keep Moving di Udine, con ben 67 bimbi iscritti, seguito in seconda posizione dagli irriducibili e affezionati Lumacher di Maiano, con 28 partecipanti, e dalle Locuste di Udine con 21. È stato premiato anche il bambino proveniente da più lontano, Stefano Quadretti del Ceregnano in provincia di Roma, mentre Giacomo Pittis è stato il fortunato bimbo estratto per il soggiorno gratuito all'Hotel Posta di Forni di Sopra. L'esercito dell'ottava corsa con il cane ha invece preso il via subito dopo, il fronte di una folla di curiosi e simpatizzanti che hanno potuto apprezzare le doti estetiche e atletiche di più di 300 esemplari. Il gruppo più numeroso e molto elegante è stato quello dei levieristi friulani, accompagnati da una ventina di bellissimi quattro zampe. Il campione da battere invece era il vincitore delle ultime 2 edizioni, Kiwi, un incrocio tra Pinker e Carlino, accompagnato dal padrone Michele. Anche in questa occasione hanno sbaragliato la concorrenza, aggiudicandosi la corsa per la 3ª volta consecutiva. Nessuno è riuscito a correre più veloce di loro, nemmeno i magnifici cani da Sled Dog di Ararat. Al secondo posto si sono piazzati Fiore con il padrone Marco e al terzo Pepe, accompagnato da Elia. Fantastica la ventina di cani Sled Dog di Ararat Katikian che stanno partecipando anche a un interessante progetto per trainare i disabili in carrozzina. E proprio uno di questi cani è riuscito a concludere il percorso trainando un amico in carrozzella, seguito proprio da Ararat. Ha partecipato anche un non vedente con il filo pastore tedesco che lo ha guidato tra gli applausi e gli incoraggiamenti del pubblico. La variopinta sfilata in costume medievale ha preceduto l'estrazione dei corridori da abbinare al secondo palio dei borghi, organizzato da Confcommercio. Nella sfilata, oltre a quelli dei 7 borghi cittadini, San Lazzaro, Graziano, Gemona, Aquileia, Poscolle, Villalta e Prachiuso, hanno partecipato anche numerosi figuranti di Cividale. La prima giornata si è svolta nella massima tranquillità e sicurezza grazie alla Protezione Civile e all'ANA, ma soprattutto grazie al lavoro dei volontari dell'Associazione Maratonina Udinese e della Libertas Grionsere Manzacco, quest'ultima schierata con una 70ina di infaticabili collaboratori. Domenica è stato il grande giorno della maratonina e la kermesse si è chiusa con un record, quello di 59 minuti e 06 secondi, realizzato da Geoffrey Mutai, campione keniano della classe cristallina, vincitore della maratona più importanti del mondo, come New York, Berlino e Boston. Era sbarcato venerdì a Venezia, proveniente da Nairobi, per correre un test veloce prima di affrontare la New York City Marathon, dove sarà l'uomo da battere.
Prima d'ora in Italia c'era stato solo per correre e vincere il Giro di Castelbuono, in provincia di Palermo, grazie a un grande organizzatore come Mario Fesi che lo aveva convinto a venire. La giornata era iniziata di buon'ora con i saluti ufficiali della Presidente della Regione Deborah Serracchiani, che ha promesso di correre almeno 100 metri nella prossima edizione. Prima della partenza della maratonina è stato il turno degli atleti in handbike e carrozzina olimpica. Dopo di loro sono partiti i ragazzi dell'associazione Gli Amici di Diego, che hanno accompagnato una quindicina di diversamente abili a piedi e in carrozzina. Le iniziative benefiche sono continuate anche dopo il via con il passaggio della staffetta dei Carabinieri, in virtù dell'iniziativa che copre tutta la regione per raccogliere i fondi destinati al reparto oncologico del Burlo Garofalo di Trieste. Tutti, agonisti e no, hanno voluto correre per Silvia Gobbato. Oltre al minuto di silenzio prima della gara e a portare il pettorale con il fiocco rosso, i corridori hanno ricordato a modo loro la giovane vittima di un brutale quanto assurdo omicidio. I primi a tagliare il traguardo sono stati gli atleti su handbike. Giacinto Turcinovic, primo in 40 minuti e 13, secondo posto per Cesare Piccini in 49,45, terzo per Stellario Filocamo in 57 minuti e 5 secondi. Nella carrozzina olimpica invece ha vinto Federico Mestroni in 55 minuti e 27, mentre secondo al traguardo è giunto Giuseppe Denis Tosoni in 1 ora 6 minuti e 51. Ma ritorniamo alla gara assoluta. Mutai ha stabilito il secondo tempo mondiale dell'anno correndo a ritmo di primato del mondo fino al 17° chilometro, dopodiché una leggera flessione. Il suo pacemaker Samson Mugai era saltato in aria già al 3° chilometro, superato in 8 minuti e 19 secondi, poi l'esaltante galoppata solitaria di Mutai con destinazione Piazza Libertà. 13 minuti e 53 al 5° chilometro, 27 minuti e 46 al 10°, 41 minuti e 50 al 15°, tra lo stupore del pubblico al bordo delle strisce d'asfalto e dello speaker Paolo Mutton, collegato con la testa della corsa, che descriveva come solo lui sa fare quello che si stava materializzando sulle strade di Udine. Dal 15° chilometro ho cominciato a sentire la fatica, ha detto a fine gara Mutai. Ringrazio comunque Udine e tutti i tifosi che mi hanno incoraggiato. E ora andiamo a New York. Sono pronto. Il presidente dell'Associazione Maratonina Udinese, Paolo Bordon, levitava nell'aria dalla soddisfazione. Quella di quest'anno è stata la maratonina dei record, la gara più veloce d'Italia con un risultato cronometrico di livello mondiale, ha detto. Ma anche numericamente stiamo crescendo. La Straudine ERP, anche quest'anno sotto l'egida della FIASP, da sola ha portato al via 1080 partecipanti. Alle spalle di Mutai sono saliti sul podio i suoi connazionali Nicolas Kipkirkir, che ricordiamo vincitore della Maratona di Torino 2012, e Simon Dirangu, rispettivamente con il tempo di 1 ora, 1 minuto e 2 secondi e 1 ora, 1 minuto e 35. Quarto posto per Emmanuel Sikuku in 1 ora, 1 minuto e 37. Il ventenne debuttante in Europa ha stracciato il suo primato personale e sembra atleta di cui sentiremo ancora parlare. Udine in effetti ha sempre messo in vetrina giovani talenti che poi hanno conquistato il mondo e Sikuku sembra un predestinato. In questa arena africana di livello stratosferico un piazzamento di un atleta bianco, magari italiano, tra i primi 10 sembrava molto problematico. Ma Andrea Lalli, specialista dei cross, ma temibile su ogni tipo di terreno, ha sfoderato una prestazione superba, tecnica e di carattere, classificandosi settimo in 1 ora, 2 minuti e 30. Il molisano, 3 volte campione d'Europa di corsa campestre, presto esordirà in maratona e lo farà a Venezia. A Udine ha corso contro i keniani senza sudditanza. È stato un buon test che gli ha dato le risposte che cercava. Con i riflettori puntati sulla gara maschile sono passati un po' in sordina i risultati in rosa, che sono stati comunque rimarchevoli. Ha vinto la keniana Correti Jepkoech, che ha terminato la competizione in 1 ora 10 minuti e 6, seguita al secondo posto da Joyce Kiplimo, che ha concluso in 1 ora 10 e 24, e al terzo l'ungherese Cristina Papp in 1 ora 11 e 59. Prima delle italiane la portacolori della maratonina udinese Isadora Castellani, nona in 1 ora 19 e 16. Durante la gara l'atleta udinese ha potuto anche contare sul supporto di Anna Carmela Incerti, che sta ritornando ai suoi livelli dopo la gravidanza. La campionessa europea di maratona 2010, sposata con il mezzofondista friulano Stefano Scaini, è stata la testimonial della maratonina e ha corso una decina di chilometri esclusivamente per soddisfare pubblico e amatori, di cui ha un grande rispetto. Il primo atleta regionale a tagliare il traguardo, 18esimo, è stato il triestino
David Daris della podistica Fiamma, che ha concluso in 1 ora 10:03. Ha preceduto Francesco Nardone della Gemona Atletica, 23esimo in 1 ora 12:06. C'era anche la Coppa Friuli Memorial Romano Berlasso ad arricchire una mattinata già di per sé molto piena. La vittoria dell'8ª tappa è stata appannaggio di Doris De Reani, Carni Atletica, in 1 ora 12:29 davanti ad Alessio Milani, Fincantieri, 1 ora 12:49 e Alberto Serena, Atletica Bruniera, 1 ora 14:54. Tra le donne il successo a riso a Simona Rizzato, maratonina urinesi, in 1 ora 26:29 al debutto e 16ª posizione assoluta. Seconda si è piazzata Monica Genarolla, Atletica Bruniera, in 1 ora 29:31 e terza Yvette Moro Piazzon, Azzano Runners, in 1 ora 30:18. Borgo Aquileia si è aggiudicato invece il secondo palio dei borghi, organizzato in collaborazione con Confcommercio Udine, grazie ai piazzamenti di Cororia, Jeb Coetz, Gotti e Tamigi, con il tempo totale di 3 ore 26:46. Secondo posto per Borgo San Lazzaro, 3 ore 34:24 e terzo per Borgo Grazzano, con il tempo di 3 ore 57:22. Curiosi come sempre i dati che ci consegnano le iscrizioni informatizzate. Il più anziano in gara era Silvano Rocchesso, classe 1938. E come se non bastasse in questo mare di iniziative, quest'anno era possibile dividere lo sforzo della mezza maratona correndola in due. La 10K più 10K, così era titolata, prevedeva una frazione di 9 km e 1 per raggiungere Feletto Umberto. Da qui il secondo frazionista tornava a Udine dopo aver percorso 11 km e 9. La prima staffetta maschile a concludere la prova è stata quella composta da Andrea Bulessi e Michele Venturini, con il tempo totale di 1 ora 25:37. Tra le donne invece hanno tagliato per prima il traguardo Elena Cinca e Alessandra Lena in 1 ora 23:39. Partecipatissima la strada cittadina che quest'anno era legata all'associazione Vento di Terre Lontane Onlus. Più di 1000, come accennato in precedenza, i partecipanti tra amatori, professionisti, simpatizzanti delle Singly Run e del Nordic Walking. Dall'anno scorso i 7 chilometri non danno vita a una vera e propria classifica di merito. Con il contributo della FIASP si è voluto puntare a una camminata per tutti da affrontare con il ritmo più congeniale. E poi via sotto il tendone in Piazza Duomo per il pasta party, rigorosamente gratuito, mentre il centinaio di aderenti alla Singly Run, contraddistinti dalla maglietta viola, si sono radunati in una pizzeria per consumare il loro tradizionale pasto. Moreno Morello ha acceso l'entusiasmo premiando i partecipanti tra una battuta e l'altra in un clima di festa popolare. Sarà così anche per la prossima edizione, la numero 15, o ci saranno clamorose variazioni nel percorso? Il presidente Bordon ha esternato un sogno, quello della Udine Cividale, una lingua d'asfalto di 21 km senza asperità altimetriche, con il vento che quando c'è spinge sempre in direzione Udine. Che cosa avrebbe regalato alla maratonina udinese il Mutai attuale in condizioni come queste? Concludiamo qui la puntata lasciandovi alla clip realizzata con il servizio filmato da Carmine Sicondolfi e nel ricordo di Silvia Gobbato. Grazie a tutti per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata. Free to go